vediamo. Allora, racchetta le zanzare i cinesi, 3,40 €. Qui invece abbiamo un cercametalli, segnalatore di corrente della Maurer. Proviamo nella lieta votiva, prima si regola la sensibilità, 3-4 cm, ottimo. Un bottone di una giubba in bronzo, €1, 3 cm, in punta un po' meno, 2 cm. Ok, 20 centesimi, 2 centimetri e mezzo. Ottimo. Accendiamo. 2 centimetri e mezzo. Ok, allora prendiamo la racchetta, senti le scosse, e qui, e questo come pinpointer è proprio troppo traballante, vediamo di fissarla qui in qualche modo. Così abbiamo il pinpointer pronto. Ok, vabbè, è troppo collato. Alla prossima, faccio pezzi. Eccoci qua, dopo 3 ore di lavoro circa, in pratica abbiamo inserito il rilevatore di metalli della Maurer qui dentro. Questa è la scheda del rilevatore, l'ho saldata con della colla a caldo, e questo naturalmente è il terminale con l'avvolgimento, la bobinetta. È un avvolgimento di ferrite in pratica. Perfetto. L'unica pecca in pratica è che per cambiare la batteria bisogna totalmente aprirlo. Comunque è abbastanza semplice, però chiudiamo e riproviamo subito. Per velocizzare metto solo 3 viti, dovrebbe ottenere lo stesso. È molto più solido di prima. Ecco, questo è un altro, ne ho preso un altro per sicurezza, 9,80 € in ferramenta. Erano troppo traballanti. Questo invece puoi sforzare. Ok, si prova.
regoliamo l'intensità del suono della ricerca. Ok, cassaetta. Ottimo, medaglietta evolutiva. Abbastanza buono, 1 euro sui 2 cm, 2 cm e mezzo, 20 centesimi. Siamo sempre sui 2 cm, in punta naturalmente meno, 1 centimetro e mezzo. Okay. Il bottone, siamo sui 3 cm. 3 centimetri, ottimo, dai. E questo è il pinpointer con allora 3, 15 euro circa. Ok, alla prossima, grazie a tutti, ciao.